Abbiamo qualcuno in linea. Buongiorno, auguri da Radio Studio Centrale. Che abbiamo quest'oggi? Buongiorno, sono Nenzi della CCC. Mamma mia, Nenzi, io l'ho sognata stanotte. Nenzi Buongiorno. della CCC. L'ho CCC, sognata. cose casa casa. Nenzi, lei un paio di giorni fa mi ha telefonato, mi ha rifilato una bicicletta con cambio levacimano che È la fine del mondo, è la fine del mondo. Guardi, io l'ho cercato su Wikipedia e non esiste alcun cambio levacimano, mi Ma l'ha creda. cercato lei? Su Wikipedia. È un negozio? No, è una sorta di enciclopedia multimediale. Avete visto cose feusi? Ma che cosa di poi? Ho capito che devo pagare per i prossimi 20 anni non so quante rate, ma non ho capito che cosa ho comprato. Ma la imbottazione, no? Bene. Cosa ci interessa? Ma si figuri. Oggi c'è una nuova idea per lei, ci voglio proporre un oggetto che le sarà molto utile. Per riparare. Ma per riparare niente. No, Questa è un'altra cosa. per riparare al danno che ha fatto l'altro giorno, signora. E allora Ecco. oggi la CCC, cose casa, sì. cioè quelle cose che vi trovate casa, non sapete che andate a fare, oggi propone questa splendida idea, si chiama rosa pieghevole antimarocchino. Prego, rosa pieghevole antimarocchino. Ma che è sta cosa? Allora ce lo spiego, ma presente lei Ma quando la si trova, che ne so, smetta. in un ristorante con la Sì. sua signora, lei è sposato? Io sono sposato, sì. Sono picchiano? Dopo sono buonino. Signora, ascolti, guardi, io Dica. sono felicemente sposato. Felicemente. No, Volevo parlare con la moglie io per sapere se anche lei è felicemente. Signora, Comunque, vabbè, Vabbè, mette che caso lo che dico a lei si fare? trova Sì, al cena. ristorante a cena con la sua compagna Sì. mischina, che purtroppo se la soppa. Sì. E allora mentre che lei sta aspettando che ci portano il primo, Sì. chi che sta prendendo un classico marocchino, quello l'indiano. È vero. Che ci vuole portare la rosa. È vero. Di solito io sono uno di quelli che con una scusa finge di guardare dall'altro lato. Ma infatti che sono usa, no? Perché arrivano Sì, ne vedono 7, 8, 10, 15 Sì, durante una cena, uno non ne può più. Sì, Mi sì, è dispiace vero. per loro che poverini cercano di lavorare. Certo, ci mancherebbe, Insomma, poi però, portano insomma. queste rose che sono tutti gli stessi, sono Sì, è vero. agghiacciati che tirano un po' È friggidere, vero, no? è vero, E allora è vero. noi della CCC le proponiamo la rosa pieghevole da plastica antimarocchino. Lei che fa? Cioè? Appena arriva, appena si sente nel ristorante, prima ordina, dopodiché esce questa rosa Sì. che si tiene comodamente magari da portafoglio, si sbolla, come si dice, si sboglia tutta, Sì. si apre tutta perché pieghevole, si mette a tavola, appena si presenta il marocchino, lei ci dice ce l'ho, ci fa vedere la rosa da plastica. Ma la smetta, Guardate quanto sono scavita. Ma signora, ma la smetta! Non è una bella idea. Ma che Ma poi bella! dico io, scusi, signor Famoso, così questa è Sì, una considerazione mia, tra noi. giusto? Dico, queste marocchine, questi indiani, questi del Bangladesh, che vendono queste rose, ma dico io, adorare i ricci immensa, una rosa, perché senso grave? Voglio dire io, se camminassero con una cascia di lattuchi, con un poco di Signora, rucola, ma che c'entra? come che c'entra? Mette caso che lei si trova lì nel ristorante con sua moglie, dice tesoro, domani che mangiamo? Sì, guarda, ci siamo scordati di fare la spesa, i ricci immensa dove andiamo? Ora dove andiamo a comprare qualcosa per domani? Se sta presenta uno con due mazzi di rucola, un poco di pomodorini di pachino, che sta c'è un mazzo di puntesino che ma manca no, sempre. ma a parte che non è carino, al ristorante lei si fa la spesa, cioè. Vabbè, ma non è buono, scusa. Sì, l'ho capito. Scusa, Bangladesh, ma dai due mazzi di rucola che Ma la domani mangiamo smetta, insalata. Ma la smetta, poi una cosa del genere per le donne. Per le donne il momento della rosa è un momento sacro. Ma no, Attenzione, che c'è c'è ogni momento. Bangladesh, scusi, ci do questa qua di plastica che scavita un sacco di soldi. Senta signora, veniamo al sodo. Cosa costa una Sì, rosa? 499 euro. Quanto? 400, cioè 500 euro. Ma che c'entra? 499 euro. Ma che sta dicendo, signore? 1.000.000 della vecchia lira. Ma sono 90 centesimi la rosa pieghevole, 499 euro l'idea, no? Ha capito. Il libretto di istruzione pensava la rosa. Ma scusi, ma chi l'ha avuta questa splendida idea? La CCC, cose da casa. Hai capito? Ma ti piace? Bellissima. No, volevo sapere proprio il nome e cognome di quello che ha avuto l'idea. Questo non ce lo so dire, guardi. Lei deve informarsi. Appena lo so ce lo faccio sapere. Mi va faccia bene? avere anche l'indirizzo se è possibile. Comunque se lei si compra questa rosa Sì. ci sono tanti regali per lei. Ecco, per vediamo. esempio c'è un taglio a zero per donna. Taglio a zero per donna. Taglio a zero, te capite? Ma che si vuol dire? Si usa. Ma che si usa, signora? Quello. Ma che dice? Per lei invece ci regala un navigatore in lingua giapponese. Ma che me ne faccio? Io so parlare soltanto l'italiano e un po' il catanese. Nel navigatore in lingua giapponese c'è tutta la bandiera di Tokyo. Ma che me ne faccio? Io devo Mi camminare. piaci? Ma no, io devo camminare a Catania sempre Perché su la bandiera di Florenza. Catania c'è, solo che le vie sono giapponesi. Perché Per c'entra? esempio, sai qual è la via Katsumoto? Prego! La via Katsumoto? Signora, no, non La via conosco. Cotto, la Canaria si chiama via Katsumoto. Chissà per quale motivo. Allora, vedi? Signora, lei è veramente A piazza dopo si chiama Piazza Moroboshi. Piazza È Moroboshi, facile. certo. Hiroshima Avenue, che è una bomba, mi crede, è una bomba.
Comunque, vabbè, se lo vuole, ce la mando? No signora, guardi, ascolti. 499,90 €, il suo, può pagare incomodato di 6 euro al mese per 99 anni. È sicuro che funziona, cioè non è che Assolutamente. poi... Assolutamente. Ci mando questa rosa pieghevole? Ma la rosa pieghevole veramente, scusi, mi dica le modalità di pagamento, per favore. Facile, guarda, allora lei dà 350 euro di anticipo subito, e poi tutto il resto incomodato di 3 euro per 99 anni. 3 euro per 99 anni, Vengono signora. tanto di più soldi, però 99 anni ci sono gli interessi, no? Ho capito, ma vengono tanti di più. Però lei signora. immagina quanto soldi può scavetare di Bangladesh, di Guardi, Marocchine. signora, ascolti, io lo faccio soltanto, mi creda, per venirle incontro, e se devo essere sincero, perché ho un po' paura di Ignazio, poi per il resto, sinceramente, la rosa pieghevole, del cambio levacimano e del navigatore giapponese, sinceramente me ne sto fregando, glielo dico con tutta sincerità. Faccio una comunicazione di Vale! No, abbiamo venduto la prima rosa, io magari l'una che penso. Sempre trovato. Lo sapevo io che ero Grazie, l'unico signor fesso. Fabio, Sì, ora mi chiude il telefono in faccia. La come al saluta, solito. arrivederci, Signora, scusi, signora, c'è chiamata in linea, ascolti, io scusi, volevo arrivederci. chiederle però a proposito dei pagamenti. Ma a proposito, ma roba da matti, questa mi frega ogni volta.